con Nino Pulfrente, anzi quasi sempre con lui, in un altro studio di un geometra, sempre nelle vicinanze del Costa Sicilia, al viale, in un'autorimessa al viale, come si chiama? Dove c'è vicino la Pommacara, di fronte, c'è un'autorimessa, ci andavo con Nino Pulfrente pure, ma lì mi incontravo con lui e con tanti altri, in riunione. E poi vicino dove abita Calletto Campanella, in diversi posti. Da Lorre lo incontravo diverse volte. Ad Aldo Ercolano? Sì. Da Lorre dove? Dalla torrefazione. Ma fuori? In compagnia con Calletto Campanella. Fuori o dentro la torrefazione? No, dentro. Nel deposito, nel magazzino. E senta, il Lorre lei l'ha conosciuto personalmente? Di vista così. Non so niente di loro, né del padre né del figlio. E quando ha incontrato l'Aldo Ercolano, ricorda se l'Aldo Ercolano fosse da solo o in compagnia di altri? No, in questi incontri c'era un sacco di gente. No, non dall'Orre l'ho visto solo con Calletto Campanella, però in altri posti erano sempre con diverse persone. Tutti i responsabili, nelle riunioni spesso lo incontravo. Lei sa come si spostava Aldo Ercolano solitamente? No. Ma quando l'ha incontrato in Corso Sicilia, l'ha incontrato proprio per strada oppure nel suo ufficio, dando le spalle alla statua di Bellini sulla sinistra. Prima della Banco d'Italia, dove c'è lo spiazzale, un pochettino più. E in quell'occasione? Ma lì però persone ne incontravo poche, invece nelle altre occasioni c'erano tipo riunioni. E chi c'erano in quell'occasione? Chi c'era? Dove? A Costa Sicilia? Sì. No, lì quando ci andavamo parlavamo, aspettavamo, se c'erano persone aspettavamo il tempo e poi ci parlavo io con Nino e basta. Senta, Enzo Mangio non lo conosce? Il fratello di Francesco Mangino, sì, Pippo si chiama, no, l'altro non lo conosco. Conosco solo il fratello. E il fratello sa se faccio meno parte di qualche organizzazione? Sì, del fratello. Santa Paola. E di che cosa si occupa? Niente, è responsabile, in mancanza del fratello. Lei ha mai commesso reati con il Giuseppe Mangion? No. Ha avuto rapporti per affari attinenti alla vostra organizzazione con il Giuseppe Mangion? No. Strano Giuseppe? Qualche volta lo andai a trovare ma non sto ricordando il motivo, ma rapporti di affari non ne ho fatto con lui. Strano Giuseppe lo conosce? No. Strano Mario? Strano Mario. C'è uno, Mario, se appartiene al gruppo di Gran Cagnolo lo conosco, se è quello che dico io però, perché mi faccio confusione con i cognomi. Senta, una persona soprannominata Pippo Beggio la conosce? In Gassia l'ho conosciuto. E chi è questa persona? Non so niente di particolare dei suoi. So che era amico nostro e basta, ma niente di particolare.
È una persona che si chiama Mario Turco? Mario Tocco? Sì. Uno lo conosco, ma non mi sta sovvenendo per adesso. Tomaselli Antonio? Sì, lo conosco. Chi è questa persona? Beh, un giovane, lo conosco, me lo presentava, veniva spesso a casa mia. Ci incontravamo in discoteca, in tutti questi. E sa se questa persona appartenesse o meno a qualche organizzazione? Esplicitamente non mi fu detto mai, però era sempre in compagnia con Salvatore Pappalardo, Natale De Raimondo, con loro. Sa di cosa si occupasse? Però per venire, sì, no, non lo so. Stava dicendo proprio? Cioè, per venire a casa mia me lo presentavano da amico, perciò, però di specifico non ci fu mai detto questo fa questo, quest'altro, niente. Tomaselli Giuseppe? No. Tringale Giuseppe? No. Tudisco Santo? No. Tusa Lucio? Dovrebbe essere quello che dico io, è il nipote di Madonia. Tusa Francesco? Allora, o Lucio o Francesco è uno dei due, io faccio confusione con i due fratelli. Può dare due fratelli. Però è uno che non so niente e uno che aveva rapporti con me. Può dare una descrizione della persona che lei ha incontrato, che di cognome Fattusa? Io credo che il più grande è quello che ha avuto rapporti con me, il più giovane invece no. Il più giovane è quello che badava al mobilificio. Senti una cosa, ma lei le ha visti tutte e due queste persone? Certo, sì. Ora, e vedendole saprebbe distinguere qual è il più grande dal più piccolo? No, quello che ho avuto rapporti io sì. Immagino che quello era più piccolo perché si vedeva in faccia, ma mi sembrava che era più piccolo. Comunque lei distinguerebbe la persona con la quale ha contrattato per lo stupefacente? Sì. Basta Domenico? Basta Domenico no. Zuccaro Carmelo? Me lo presentarono una volta sola. Dovrebbe essere una persona esile, lunga. E questa persona? Io ero un amico nostro, questo me l'hanno presentato come amico nostro. Ma sa di che cosa si occupasse questa persona? No, completamente. Zuccaro Giovanni? No. Nunzio Zuccaro? No, a questo punto devo dire che uno dei nomi dei Zuccaro lo conosco, io uno solo che conosco, ora il nome posso fare confusione, perché con loro non che c'è frequenza. Conosco uno dei Zuccaro di loro. Vai, Amedeo. Aspetta un attimo. E quello che conosco io è un tipo di esile alto più di me, 1,75. Senta, signor Pino, lei si è mai occupato di esplosivi? Sì. Come mai se ne è occupato? Ho messo diverse bombe, anzi tante. Le mettevo io. Per quale ragione? A scopo estorsivo. Ricorda dove ha posizionato queste bombe? Sì, un paio sì. Ricorda questo paio di bombe? Sì. Allora, la rosa Mister Bianco, Sidep e Mister Bianco, vicino al Tonno Gioiene c'è una piscina di fronte da Vitale, un costruttore. E poi a Cicastello, a Bendivegna. Gli altri che le preparavo io e glieli facevo mettere tipo Carciola, tanti, dai, sono molte. Ci fu un periodo che ne mettevamo tantissime nell'81. Senta, lei ha avuto mai la disponibilità di detonatori? Sì, certo. Come se le esplosivo, tutto. Come se le procurava? Acquistandoli nella zona della Cese.
Vi sono mai Quelli serviti? elettrici o come lei cosa vuole dire? Io ce ne avevo di tutti e due tipi. Cioè? Elettrici per i telecomandi e l'altro per scopo estorsivo. E quelli per i telecomandi dove se li procurava? Me le diede una persona che è in stato di libertà. E ne ha fatto poi mai utilizzo di questi? Ho fatto solo delle prove, ma no, non c'è stato il tempo perché mi hanno arrestato. E fu nel periodo quando mi hanno arrestato. Ebbe mai modo di consegnarle a qualcuno questi? Nei sopralluoghi l'ho consegnati agli agenti, ai carabinieri. Quelli elettrici, l'altro invece, siccome l'avevano depositato, c'è il plastico e ce l'ha una persona in consegna. Lei, Che ancora non sono state ritrovate. lei conosce un tale soprannominato Pippu Siccu? No. Di quel Tomaselli Antonino o Antonio che le è stato chiesto, ci sa dare una descrizione fisica? Sì, è uno 73, 70, molto elegante, veste molto elegante, un tipo molto fine. Quanti anni ha? Cioè, robusto, non troppo, molto giovane, ora avrà un 27, 28 anni lì. Credo, poi giù, Sa che attività, se svolgesse qualche attività? no, Sa se ha avuto problemi con la giustizia? no, Sa che attività svolgesse il padre? no, Lei è mai stato a trovare Mangion Francesco durante la sua latitanza? ma lo incontravo da Polverente Giuseppe io, e una volta da Cesarotti, ma spesso da Polverente Giuseppe l'ho incontrato diverse volte. In altri posti? No, Lei ha parlato di un tale Cammisa che in carcere le avrebbe fatto delle confidenze a proposito della attività della droga, sì, appunto. Lei sa dove abitasse questo Cammisa? lui gravitava fra Torino e Milano. Tra? Diceva che abitava a Torino, però dice se la faceva a Milano, non lo capivo. Lei sa se ci fosse un rapporto di parentela o di affinità tra il Cammisa e la famiglia Ercolano? No, non lo so questo. So che all'epoca ci fu una volta che fu ferito mentre che si stava svolgendo una pacificazione. Furono intercettate dalle guardie e fu ferito nel 1982, credo. Lei ha parlato del consorzio a proposito di Aiello, ricorda? Sì, Dove era ubicato questo consorzio? Osferro, verso la Piana. Verso? È una zona che ci dice Osferro. Lei sa se gli Aiello avessero, o Giuseppe o Alfio, avessero la disponibilità di qualche altro locale in quella zona? No, io degli uffici qua dove abita lui, a Enzo Aiello però, Dove? a Gravina di Catania. E in altri posti? Altri posti? No. Sapevo quello che aveva, ma no, che non ci sono andato mai dal giardino di suo padre, ma non ci sono andato Dove? mai. Qua vicino alla Bevocca c'è un giardino suo padre. Vicino? Qua a Bevocca, dove ci troviamo noi, in queste vicinanze. Però non sa... No, non ci sono andato mai.
Lei ha parlato del fatto che l'Aiello fosse in società per lavori di edilizia con l'Ercolano. Sì. Ricorda se c'era qualche società, la denominazione di questa società? So che avevano l'ufficio in Corso Italia, però in poche parole lui svolgeva le mansioni che faceva Carmelo Lamastro a Motta Sant'Anastasia negli ultimi tempi. Cioè? Per i lavori per là, cioè si sbrigava il fatto dei lavori per gli appalti. Chi? E di portare in proseguimento i lavori, insieme. Ecco, lei ha parlato di uffici in Corso Italia. A che altezza? Non ci sono mai andato, una volta ci telefonai. Ma allora chi gliel'ha detto che fossero in Corso Italia? Lui, insieme. Mistici, mi telefoni là, dice l'ufficio a Corso Italia, che poi era lì preciso, non ci sono stato mai. E le ha dato un numero telefonico? Sì, e dovrei avere qualche telefonata, perché c'era il telefono sotto controllo, l'ho saputo dopo, no? Chi ce l'aveva il telefono sotto controllo? Io, perciò sicuramente è registrato. Scusi, quando lei dice che Enzo Aiello era figlioccio di Santa Paola, figlioccio cosa significa? In che termini? Figlioccio di Cresima? Non lo so, se era cresimato, se era un termine che lo diceva così, non glielo so dire. So che si conoscevano col padre da quando era ragazzo. La loro conoscenza deriva di molti anni fa. Mi scusi, lei poc'anzi mi pare che abbia detto che Aiello si occupasse più o meno, facesse le stesse cose che faceva Lamastra, che vuole dire? Negli ultimi tempi so che si occupava dei lavori. Quando si diceva così era la stessa cosa che faceva Carmelo Lamastro per conto di Giuseppe Ercolano. E cioè? Ci prendeva gli appalti, svolgeva i lavori e portava i soldi. E poi percepiva la sua parte. In che senso partecipava agli appalti? Si interessava ad avere, per esempio se servivano delle buste per aggiudicarsi un lavoro e lui si interessava a fare queste cose, a reperire quella busta di tale imprenditore e poi li univano e si aggiudicavano gli appalti e poi lui li portava in proseguo per farli fare. C'è qualche bombare che ne ha parlato no, è di quelli depositati, no? No, non è il dibattimento. Che io sappia era un dibattimento, chiediti. Lei ha conosciuto un tale Nello Cannavò? No. Ha conosciuto un tale Chiofalo? Pino Chiofalo? Chi? Giuseppe Chiofalo lo conosco, di Messina. Pino Chiofalo, sì. E chi è? Il responsabile di Barcellona, di una organizzazione tipo un dranghetista di più, perché loro c'hanno un'altra. Lei o comunque il suo gruppo ha avuto rapporti o di affari o di antagonismo con il Chiofalo? L'abbiamo avuto di antagonismo per i lavori del tratto della linea ferrata Barcellona-Messina che svolgeva Costanzo. E perché avete avuto questi contrasti? Perché il Chiofalo pretendeva giustamente la tangente. Da parte di chi? Dai Costanzo. E glielo doveva dare Benedetto Santa Paola. E i soldi questo non ci arrivavano e nascevano e sono nati degli attriti. Questi gli hanno fatto dei danneggiamenti a Barcellona, bruciandoci dei camion e ingiuriandoci a noi, a Polverendi e a Santa Paola, con l'aiuto del clan dei Nicotra. Mi scusi, lei ha detto i soldi gli doveva dare Santa Paola, perché gli doveva dare Santa Paola? Il cavaliere Costanzo incaricava Santa Paola per lui per dare i soldi dove facevano i lavori fuori provincia. Per darli a chi? All'organizzazione nel territorio dove si trovava, Malavitosa, si intende?
E nel caso di specie qual era questa organizzazione? Quella di Chiofalo. E invece questi soldi? Chiofalo, però siccome il tratto era lungo, lì c'era Chiofalo e Coso, come si chiama? E Sparacio, Luigi Sparacio, una cosa del genere. Per diversi lavori, anche per il campo sportivo di Messina, gli mandavano i soldi. Cioè, mi faccia capire, Costanzo... Però il malcontento dei messinesi era che dell'accordo che facevano i soldi non ci arrivavano mai. Gli dicevano 600 milioni e gliene mandavano 50. E di lì sono nati i diverbi con diversi morti. Quali sono i morti di questi diverbi, le vittime di questa guerra? Che cos'è? Ma principalmente per questo caso morirono Mario Nicodera, Orazio Scaravilli, questo è il motivo, è partito da lì. Mi ricordo che ci fu una riunione nelle Calabrie e quello che aveva dato ospitalità gliel'abbiamo fatto ammazzare noi. Questo me lo confermò un calabrese, Paolo Martino, mi dice io ho partecipato pure, dice, nei tuoi guai, perché ero convinto che erano i miei soldi, dice. Quello là dice, me lo mandarono a dire ai medici, dice, gliel'ho fatto fare. So bene. E Chiofalo e poi sono stati tantissimi, perché poi di conseguenza il morto chiama morto e ne sono nati a decine. E Chiofalo aveva rapporti di alleanza con organizzazioni criminali catanesi? No, l'aveva come alleanza in quel periodo solo con Cursodi, Orazio Scaravilli e Nicodera. Però poi col 41 bis ci siamo incontrati e lui ha chiarito che non aveva niente a che vedere con questi qua. Chi? Con Scaravilli e Nicodera. Dice, a me mi interessavano i soldi. Dice, la prima volta, dice, per un lavoro, sempre per Costanzo, dice, soldi non ne ho voluto perché, dice, mi ha detto, dice, che gli serviva, dice, una cortesia per sistemare un processo a Messina. Dice, i soldi a quel punto per suo fratello Nino Santapaolo. Dice, a quel punto, dice, quando mi ha detto queste cose i soldi non ne ho voluti, però la seconda volta era giusto che me li dava. Dice, i soldi, dice, dopo tanto tempo perché si presentano con 50 milioni. 50 milioni, dice, da 600 a 50 milioni, dice, non ne vogliamo. Mi scusi, dovrebbe ripetere un po' più lentamente e farci capire questo meccanismo. Innanzitutto queste cose chi gliel'ha detto? Questo me lo confermò Chiofalo direttamente. Cioè Chiofalo cosa le ha detto? Mi raccontò la sua versione che io non sapevo, io la sapevo da un modo e lui me la raccontò. Innanzitutto dove e quando gliela raccontò? A Cuneo nel 1992. E cosa le disse? Mi raccontò che i diverbi, perché I diverbi tra chi? Tra noi, perché lui pensava che erano più con me che con Santa Paola, no? Cioè i diverbi tra il suo gruppo e quello di Pulvirendi? Sì. E Santa Paola, principalmente con Santa Paola lui ce l'aveva. E Pulvirendi, di conseguenza ero io. Però parlava con me e mi disse, dice, io ti espongo come stanno i fatti di quelli che ti posso dire io. Dice. Hanno fatto, dice, un lavoro grosso qua da noi. Chi? Sempre i fratelli Costanzo. Sì. Dice, gli abbiamo chiesto i soldi. Non mi ricordo quanti erano, 500 milioni, 600, quelle che fosse. Santa Paola o ci mandò a dire, ora non lo ricordo, glielo disse, gli sta dicendo che gli serviva una cortesia da parte del Chiofalo se chiudesse un occhio per quella volta perché gli interessava una cortesia dai fratelli Costanzo affinché si interessassero per sistemarci un processo al fratello Antonino Santa Paola. Dicendoci quelle cose, quello che ma questa cortesia in che cosa consisteva? In che cosa sarebbe consistita? Non me l'ha detto. No, non ho capito, dico... Scusi, per sistemare un processo. Signor Presidente. E perché? Non ho capito. Un approfondimento. Si accoglie. Uno scandalo. Si accoglie l'opposizione. E perché, Presidente, mi scusi? Perché l'ha ripetuto già 2 volte il pubblico ministero e non ci interessa andare a approfondire un'indagine. Presidente, si trattava soltanto di chiarire un passaggio, cioè il Pino ha detto che il Santa Paola avrebbe fatto sapere che lui aveva bisogno di una cortesia, cioè vorrei capire non in che cosa consisteva la cortesia, ma perché questo denaro da Costanzo non arrivò
a Chiofalo. Ammesso che Costanzo l'avesse pagata a Santa Paola. Ammesso che Costanzo l'avesse pagata. Questo si può chiarire. E questo, solo questo volevo sapere. Bene, Per corrisponde. questo lavoro. Poi dopo ci fu un altro. No, per per questo questa mi deve volta, chiarire. per questa volta. Per questa volta, cioè, Costanzo pagò a Santa Paola. Non lo posso sapere e credo che non lo sanno. Non posso rispondere, né io né credo neanche Chiofalo. Ma secondo Chiofalo, secondo quello che gli disse Santa Paola, o fece dire Santa Paola a Chiofalo, secondo questa versione che sta dicendo lei, questi soldi li avrebbe tirati fuori Costanzo. Di Costanzo. Paolo gli sta dicendo mi fai una cortesia per questa volta, non devi prendere niente, perché mi serve una cortesia di Costanzo. Il cambio di favore diceva che prendo soldi se mi fai questa cortesia. Dice, siccome quando lui mi disse che per sistemare un processo organizzato per il fratello, dice, non ci sono problemi. Dice, va bene. e poi è dato il secondo lavoro, quello della linea del tratto ferrato. E dice che stavano cominciando le scuse di nuovo e di lì sono nati gli attriti. Perché stavolta pretendevano i soldi, dice, stavolta dice non è vero, perché ci avete promesso 600 milioni e ci hanno mandato 50 milioni. Va bene, abbiamo chiarito. Presidente, chiedo scusa, sono l'avvocato Rapisarda. Desideravo che restasse cristallizzato che le regole ordinarie in questo momento non stanno venendo rispettate. E sostanzialmente la collega ha fatto un'opposizione, l'Ossignoria l'ha accolta, ragione per cui ritengo che il discorso potesse dirsi chiuso. Viceversa, e questo lo dico perché capiterà probabilmente ai difensori, e gradiremmo che si utilizzasse sempre lo stesso metodo. L'ordinarietà della regola la fa lei, scusi. Presidente, le chiedo scusa. Avvocato Se mi fa Rapisarda, finire, per favore, evitiamo un genere di intervento del genere di quello che sta facendo lei qui e ora, per favore. Chiudiamo l'argomento e procediamo. Presidente, desidererei che restasse comunque come precedente. Resta come precedente il fatto che è verbalizzata la sua osservazione che ritengo veramente non pertinente, avvocato Rapisarda. Questo rimane a verbale e per favore chiudiamo e procediamo. Solo per la parte che mi ha consentito, Presidente, non per tutta Sì, la parte. certamente. Signor Pino, lei ha conosciuto un tale Cavallaro di Mister Bianco? Salvatore? Una persona uccisa poi. Cavallaro ce ne sono tante uccise. A Mister Bianco? Sì. E velocemente quali sono queste persone che sono Ci state... sono due Cavallaro Alfio, figli di due fratelli, Cavallaro Matteo e Cavallaro Matteo, sono tre. Non so a chi si riferisce lei. Ecco, lei è interessato a uno di questi omicidi o in qualche modo ha avuto una partecipazione a qualcuno di questi omicidi? C'è opposizione. Presidente, io mi ricordo che quando ho chiesto di omicidi ad altro collaborante, il PM è insorto opponendosi dicendo che il tema... Sì, ma io non sto parlando degli altri corri, io sto parlando dell'imputato di reato connesso. Cioè, sto parlando della sua partecipazione. Della sua partecipazione. Posso rispondere? Può rispondere. Per l'omicidio di Cavallaro Matteo l'ho fatto io personalmente. Per un altro omicidio di Cavallaro Alfio di Salvatore fu fatto nel contesto della guerra tra noi e contro il clan di Nicotra. Ci fu fatto dall'organizzazione di Benedetto Santa Paola, precisamente dal gruppo di Natale De Raimondo. Era il meccanico, un ragazzo. Il motivo per cui fu ucciso? Perché era affiliato al Mario Nicotra. Non ho altre domande, Presidente. Se il pubblico ministero ha finito, facciamo 10 minuti di sospensione prima di passare al controesame. Si vuole appartare il signor Pino? Non so se c'è ancora l'avvocato Di Giorgio, se c'è qualcuno per l'avvocato Brancato. Non so chi era interessato, è l'avvocato Pappalardo, il progetto di separare le posizioni dei loro assistiti che hanno fatto istanza di ricusazione. Brevemente a verbale le loro osservazioni.
Presidente, avvocato Pappalardo per Capannetta Anastasio. Io ho proposto istanza di ricusazione perché nell'ambito di un procedimento di appello il giudice Fallone ha statuito che nell'ambito dell'imputazione ex articolo 648 ter esistessero i gravi indizi di colpevolezza per ritenere che il Capannetta Anastasio potesse essere indagato all'epoca dei fatti, perché era ancora in stato di custodia cautelare, per il reato di cui ho appena fatto accenno. Siccome l'appello verteva certamente sul merito della posizione dello stesso, io ritengo che certamente se abbia un effetto preclusivo su quella che sia la posizione del giudice in seno alla decisione di questo processo, e quindi io ritengo che tale posizione debba essere separata, cioè la posizione processuale del Capannetto. Grazie. Avvocato Di Giorgio? L'avvocato Di Giorgio non lo osserva in ordine alla separazione. E l'avvocatessa Calatabbiano? Sì, Presidente, anch'io nell'interesse del mio assistito non lo osservo per la separazione. Loro sono liberi, se nominano il sostituto e possono anche andare. Il signor Pino, per favore. Presidente, Se mi dà io nomino quale sostituto processuale l'avvocatessa Danna. Presidente, Presidente, avvocato se mi- Pappalardo nomina sostituto processuale l'avvocato Giuseppe Fichera. Grazie. Presidente, Avvocato anch'io Rapisardo. mi volevo allontanare, nomino come mio sostituto processuale l'avvocato Curcuruto. Volevo però segnalare che il signor Cocuzza Antonino, mio assistito, intenderebbe sottoporsi a ricognizione. Se la Corte ritiene di dover raccogliere la volontà espressa del Cocuzza può farlo, però io lo segnalo sin da adesso. Ci sono problemi per quanto riguarda il Cocuzza? Problemi in che senso, Presidente? Vorrebbe essere sottoposto problemi a di- un atto ricognitivo. Ci sono elementi dalle dichiarazioni del Pino, risultano elementi per cui si deve procedere a un atto di ricognizione. Nella buona sostanza avrebbe dichiarato il Pino di conoscere questi Cocuzza, ha detto, di vista, eventualmente una individuazione atipica, Presidente. Che cosa? Mi pare che non abbia attribuito niente a queste persone. Quindi... Questo lo chiede il Comunque va Cocuzza. bene, e Se la la Corte rifarà ritiene- l'avvocato Curcuruto poi in esito Certo. la richiesta e la Corte deciderà in proposito. L'avvocato Di Giorgio nomina come sostituto processuale per questa udienza l'avvocato Curcuruto Roberto. Sì, avvocato Rapisarda, ecco, volevo mettere a verbale per avvocato Rapisarda. Mi scusi, avvocato Rapisarda. Sì, avevo da fare delle domande. Ecco, mi scusi un momento, volevo dire per il deposito delle osservazioni sulla perizia per Cocuzza Annunzio. Sì, Presidente, io mi Ancora scuso. non mi pare, io non l'ho avuta questa. Mi depositerò, se la Corte me lo consente, domani mattina. Sì, appunto, volevo dare termine a verbale sino a martedì prossimo. D'accordo. Grazie. Allora, il signor Pino, per favore. Allora, procede al controesame l'avvocato Rapisarda. Sì, Presidente, grazie. Il signor Pino ci dice un po' di silenzio in aula, un po' di attenzione. Può dirci possibilmente in poche battute perché ha deciso di collaborare? In poche battute? Non ho sentito. In poche battute potrei dire semplicemente... Se è possibile, se no, come No, crede? no, ci mancherebbe. In poche battute potrei dire che la decisione fu presa totalmente quando venne a sapere che avevano discusso di uccidere mio figlio. Per rappresaglie che pensavano che io stessi facendo il collaboratore quando non era vero. Anzi, non c'avevo neanche l'idea di pensarlo. Senta, signor Pino, lei ha fatto dei tentativi di far pentire in massa persone imputate, detenuti. Sì, ne parlavo. Durante questi tentativi lei ha avuto modo di parlare sul contenuto della futura collaborazione?
Ha avuto modo di parlare durante questi tentativi sul contenuto della collaborazione? No, sul contenuto no. Ci dice con chi ne ha parlato? Ma inizialmente si parlò con Giuseppe Grazioso, quando ci dovevamo sfuggire dalle mani tutte cose, si pensava di infiltrare qualcuno. Collaborava già Giuseppe Grazioso? No, che c'entra? Io sto parlando nel 1993. Senta, signor Pino, quando lei cominciò a collaborare, Sì, 94. c'erano già delle chiamate in correità a suo carico? Certo, sì. Chi gliele aveva fatte? Collaboratori. Chi ce lo può dire? Di Mauro Giovanni, Poi? Saita Pietro, Poi? c'era Grangagnolo Carmelo. Ricorda per quali reati lo accusavano questi collaboratori? Era uno solo che mi accusava per omicidio specifico, era di Mauro Giovanni. Tutti gli altri, bene o male, erano per sentito dire. E Grangagnolo che parlava dell'omicidio di nipote. Quindi lo accusavano, uno ha detto Grangagnolo, tre per sentito dire, uno per cognizione diretta. Sì, l'unico che sapeva la verità era... Ecco. Lei aveva avuto modo di leggere queste accuse che le venivano mosse? No, le sentivo personalmente perché assistevo all'incidente probatorio. Ho capito. Senta, e questi collaboratori, le accuse che le facevano, erano vere o false? Qualcheduna falsa. Tipo Saita, No, tirava a indovinare. Mi basta questa risposta. Era soltanto uno di questi collaboratori che diceva Il primo bugie di o anche tutti. gli altri? Era il primo di tutti. Sì, Ma non faceva parte neanche dell'organizzazione. io desidero sapere, era solo uno che diceva bugie sul suo conto o anche gli altri? Era tratto dall'odio e era convinto che gli aveva ucciso il suo cognato e tutto quello che succedeva diceva che ero stato io. E Le riformulo la domanda, io desidero sapere se era solo uno che diceva bugie oppure se erano più di uno, erano tutti quelli che facevano queste chiamate in correità che dicevano bugie sul suo conto. Sugli omicidi di Mauro Giovanni non ne ha dette, le ha dette su qualche reato. Solo lui o anche gli altri? No, gli altri no. Le contesto che a pagina 22, aspetti signor Pino, della deposizione che lei ha reso nell'ambito del procedimento penale Pisano Santo più 77, 15/94, all'udienza del 26 aprile del 1995, lei ebbe a dire: perché dal dire dei collaboratori io avevo tanti appigli perché dicevano delle bugie madornali. Sì. E c'è un plurale, i collaboratori. Io desidero sapere, era solo uno e quindi, come ha detto oggi, erano più collaboratori? Ha già detto che erano due, avvocato, quindi dov'è la contestazione? Ha detto che una parte di Mauro e una parte Si rigetta l'opposizione, può rispondere, signor Pino. Io parlavo di Saita Pietro che accusava un ragazzo innocente di un furto che abbiamo fatto noi. Signor Pino, la mia domanda è specifica, io desidero sapere ciò che dicevano per quanto riguarda la sua posizione, se dicevano bugie e chi diceva bugie. Di Mauro Giovanni su qualche cosa. Altri? E Saita, già l'ho detto, sulla mia Benissimo. posizione che mi accusava di 8 omicidi che non ne sapevo niente. Benissimo. Senta, fu lei a pensare in questa fase antecedente alla sua collaborazione di infiltrare qualche falso collaboratore? Sì, nel 1993, me ne discutemmo solo. Fu sua questa idea? Ne discutevo con Nino Polverelli e Giuseppe Graziosi. Si parlava, si cercava di trovare qualche soluzione. Senta, signor Pino, e poi questa iniziativa, questa idea che lei ebbe, venne attuata oppure no? No, Senta, si
si propose lei personalmente di intraprendere una collaborazione fittizia, falsa? Falsa no. Lei si propose in questi discorsi che avevate di cominciare a collaborare in maniera falsa, fittizia con l'autorità giudiziaria? Lei sta parlando nella seconda fase del 94? Prima che lei cominciasse a collaborare. Si parlava di infiltrare qualcuno per depistare le indagini e entrare nel circuito dei pentiti per poter E questo l'avevo castigare. capito e lo sapevo. La mia domanda è diversa, non mi ha risposto. Io desidero sapere se lei personalmente si propose per cominciare a collaborare falsamente con l'autorità giudiziaria in maniera fittizia. Lei personalmente si propose come collaboratore fittizio durante questi discorsi? Inizialmente, io le posso dire una cosa, mi autoaccusavo solo senza accusare nessuno. Non mi ha risposto. Dicevo, al posto dei Aspetti, vivi se- morti. Se arrivo a questa domanda, lei dovrebbe solo dirmi Fittizia no, non ho detto mai bugie. Cioè, se lei ebbe a dire lo faccio io il collaboratore falso. Ecco, se lei ebbe a dire, grazioso Giuseppe, lo faccio io il collaboratore falso, fittizio, successe questo oppure no? No, questo no. Il discorso era tutt'altro Un attimo solo un attimo, Soppino, un attimo solo. Le contesto che a pagina 29, relativo sempre allo stesso interrogatorio da lei reso, lei ebbe a dire: ma allora ci dissi si riferisce a lei, facciamolo noi se lo vogliamo fare proprio da infiltrati. Ma questo fu a Roma, io l'ho detto, fu nel 1993, antecedente al mio E io lavoro. gli ho spiegato che era prima della sua collaborazione e desideravo sapere se lei si è proposto, ha detto anch'io sono disponibile a fare il falso collaboratore. Questa era la mia domanda. Lei mi ha Sì, detto sì, no. esatto, questo discorso c'era, però si parlava per altre persone, dice che glielo diciamo, se lo devi dire lo devono dire persone, lo può fare qualcuno che va là e poi combina danni e si cominciavano a pensare certi nomi. Facciamolo noi, ma noi non dicevamo io e lui solo, dovevamo essere 6-7, sistemiamo la cosa, sì certo, all'inizio Sì. si pensavano di fare qualche cosa. Bene, ci vuole dire adesso qual era lo scopo, l'intento che volevate perseguire con questa collaborazione fittizia? Lo stava accennando già. Certo, deve stare le indagini dei magistrati e entrare nei circuiti per pizzicare poi i collaboratori. Ho capito. Senta, dopo il primo colloquio, con chi c'erebbe lei il primo colloquio quando cominciò a collaborare? Si ricorda chi era il magistrato? Sì, il dottor Patanelli. Benissimo. Senta, dopo questo primo colloquio lei rimase sempre ristretto nella stessa struttura o venne trasferito? Rimase nella stessa struttura. In questa struttura c'erano altri collaboratori di giustizia? No, c'era uno che sapeva che aveva intenzione di collaborare. C'era uno? Che sapeva che aveva l'intenzione di collaborare. Spartaco Armeno. Non c'erano altri collaboratori di giustizia? No, là dentro no. Lei aveva... Io ero ristretto col 41 bis. Ho capito. Senta, lei aveva modo di parlare con altri detenuti malgrado il 41 bis? Sì, il primo giorno sì. Perché i magistrati non avevano fiducia nei primi tempi, cercavano di sondare se era vero o non era. Ricorda con chi parlò, per esempio? Di cosa? Ricorda, dico, con chi ebbe a parlare in questo periodo? E con tutti quelli della sezione, ovviamente, quando andavo a parlare. Sì. Ma no di questo discorso che io stavo collaborando, no. Dell'intenzione che aveva di collaborare? Già collaborava in quel momento, sì, ha detto che collaborava. Sì. Senta, volevo chiederle,
Lei ebbe modo di colloquiare con un certo incognito? Sì, nell'aula bunker. No, io mi riferisco in questa struttura dove lei si trovava ristretto e a parlare per problemi inerenti alla collaborazione. Ho avuto modo di parlare con lui solo nell'aula bunker attraverso 5 minuti perché avevano sbagliato a mettermi in quella cella. Sì, adesso io le chiedo, in questa struttura dove lei si trovava ristretto... No, è impossibile perché io ero col 41 e lui no. Parlare con lui no, aveva modo di colloquiare per vie diverse, bigliettini, altri modi? No, di altre poste, da Messina, mi mandava un bigliettino, certo. Lei ebbe modo di far sapere, e poi ci dirà anche come, a lamentarsi con Incognito Domenico che lei aveva cominciato a collaborare e nessuno lo seguiva su questa strada? Questo è tutta, se lei mi fa fare un filologico gli spiego. Prima allora c'era il discorso del infiltramento, tutte quelle cose, poi quella idea fu abbandonata, accantonata. Dopodiché ci fu all'epoca che i napoletani volevano fare la dissociazione e l'onorevole Violante gli rispose, gli sente qua, la dissociazione c'è la legge, se la volete collaborate veramente e basta. A questo punto le chiedo scusa signor Pino, dovrebbe parlare, di là non posso rispondere a quella. Scusi, dovrebbe parlare un po' più lentamente perché non riesco a seguirlo, sarà una pecca mia, più piano, non come tono di voce ma come proprio scansione delle non riesco a seguirla bene. Dalla risposta dell'onorevole Violante quando disse che il dissociamento non avrebbe avuto luogo perché non era il caso, perché già c'era una legge vigente, quella che sarebbe del collaborazionismo, dice non se ne faceva niente per il dissociamento. Perciò si fece strada questo discorso nel carcere di Ascoli Piceno, dove si pensò, visto che non c'era niente da fare, oramai eravamo persi, ci si sembrava perché non collaboriamo tutti responsabili, quelli che abbiamo gli omicidi, quelli che non ce l'hanno lì ti chiedono il patteggiamento. Ecco, oramai non possiamo andare più da nessuna parte. Mi faccio finire. D'altronde lo Stato vuole che noi cambiamo vita. Abbiamo una sola opportunità. Conosco questo passaggio, io mi vorrei fermare soltanto su ciò che lei disse all'Incognito Domenico e come fece a colloquiare con lui. Tramite bigliettini. Ho capito. Senta, dopo questo suo inizio di collaborazione... Sì, bene, ho capito. Lei mandò delle lettere all'esterno del carcere? Sì. Per quale motivo? A chi scriveva e perché scriveva? Scrivevo perché nei primi tempi, siccome non lo stava facendo più nessuno, ho visto che non lo faceva più nessuno, io dissi non lo faccio più, dissi mi autoaccuso solo, però dicevo la verità, mi autoaccusavo di omicidi, cose. Dissi mi autoaccuso e basta. Però dissi ora come si viene a sapere che io sto collaborando, i soldi che io avanzavo di molte persone, miei di lavoro, non me li avrebbero dati più. Quindi... E cominciai a chiedergli, senti, non devo, siccome con chi avevo questi rapporti di affari, erano tutti collegati con me, bene o male per reati. Gli mandai a dire, ci si sente, non ti preoccupare, io mi sto autoaccusando. Se sento dire il fatto del collaboratore, i soldi che mi servono per gli avvocati e tutte queste cose. Erano soldi dati ad usura, signor Pino? No, di lavoro, ci sono delle fatture. In un caso sì. E accendiamo. In un altro caso lì che ho la fattura, gli ho fatto una serata e aspettavo che mi davano i miei soldi. Sì. Ma usura è relativa, i soldi non me ne hanno dato mai, neanche una lira di, come si dice, di interesse, però furono date all'epoca con quell'intento. Io le contesto, credo che ci sia differenza, signor Pino, che lei sembra nel corso di quell'interrogatorio a pagina 34 non fa riferimento ad un unico episodio di usura, bensì lei dice usura e ha risposto ad un detenuto che da una gabbia gli diceva usura e lei risponde usura, hai ragione. Per i bigliettini sto parlando, se lei mi dice io parlo delle lettere, sì. Parlo delle lettere. Delle lettere di una sola, che avevo dato 20.000 a una e non mi aveva dato mai una lira, gli chiedevo la restituzione dei miei soldi e basta.
le contesto che non si tratta di una lettera. A pagina 33 lei fa un riferimento e dice: nel frattempo che loro si decidono, e chiaramente il riferimento l'abbiamo capito tutti qual è, visto che si sono fermati, cerco di recuperare i miei soldi che avevo in giro, e mandai delle lettere, non una lettera. Io mi sono spiegato, lei ha parlato di usura una lettera sola, io ho mandato diverse lettere. Ho mandato una lettera a una persona dove la invitavo se si comprava dei miei beni, ho mandato una lettera a un altro che gli avevo fatto una serata teatrale, cioè di spettacolo, dove avanzava 12 milioni, che erano soldi miei, che li posso dimostrare con fatture. Okay, quindi mandò più lettere, una soltanto era relativa a dei soldi dati ad usura, così è? Sì, esatto. Benissimo. Senta, un'altra domanda. Non che chiedevo l'usura, io chiedevo la restituzione dei miei soldi perché non mi aveva dato mai nessuno. Sì, è chiaro, è chiaro. Senta, volevo chiederle, lei si è autoaccusato di aver ucciso un certo Nicotra? No. Qualcuno lo accusava di questo omicidio? Sì. Chi lo accusava? Saitta. Saitta. Solo Saitta? Sì. De Mauro mi accusava di mandante. E poi Gagnolo, no, per... Aspetti, le faccio io le domande se mi consente. Io non sto facendo domande. Un certo arcidiacono lo accusava di questo omicidio? Arcidiacono? Sì. Non è così. Stia zitto, ma che cosa c'è? Io è Piero Puglisi. Non lo so, non lo Rispondo vedo, alla mia non lo domanda, vedo di qua. posso rispondere? Quindi, no, lei non intervenga. Beh, Presidente, bisogna però prendere atto e individuare chi è stato a fare questo. Procediamo, per favore. Sì. Senta, lei ebbe modo di parlare con un certo Locastro? Sì, è il mio figlioccio. Volevo chiederle, dopo la sua collaborazione, lei cercò, e se sì, in quale modo, di farsi scagionare da questa accusa? Glielo mandai a dire, che era l'unico neo che ci disse, ma vedevo una forma di ingiustizia, disse, ma come mai tutti quanti, se fanno i collaboratori, possono accedere a dei benefici? A questo punto, facendo il collaboratore solo per questo omicidio, io voglio dire tutta la verità, mi accolgo tutte le mie responsabilità, però la legge dice che se c'è una pena definitiva ti rimane. Se è possibile solo questo qua, siccome io dentro di me mi sentivo innocente veramente su questo fatto, perciò se mi potete risparmiare questo, però dite tutta la verità, solo questo dicevo, è vero. Ascolti Gioppino, quando lei ci dice qua ci dissi, sembra che lei abbia di fronte un interlocutore. Cioè, non è che stava parlando personalmente. Lo mandai a dire, può dirci come glielo mandò a dire? Tramite una lettera, ma questa all'inizio della mia collaborazione. Bene, gli spedì quindi una lettera. Sì. Senta, ebbe a parlare con qualcuno dei benefici premiali che lei si aspettava a seguito della sua collaborazione? No, di quello mio che io dicevo che non mi davano i benefici perché quando seppe che dice non ti toccano niente, dice, ti rimane l'ergastolo, va bene. E con chi mi parlò di questi benefici che non gli toccavano o che gli toccavano? Con Domenica Incognito, ma per lettera, quelli sempre all'inizio della mia collaborazione, per un paio di giorni, e Locastro. Bene. Senta, prima della sua collaborazione, ascolti Gioppino, prima della sua collaborazione ufficiale, lei è stato mai un confidente? Mai. Lei ha fornito mai notizie alle forze dell'ordine per far effettuare degli arresti? Prima della sua collaborazione, chiaramente. Mai. Lei ha fornito collaborazione sempre prima del suo pentimento a forze di polizia perché facessero operazioni brillanti?
Risposta alla domanda. Questo non ho risposto, Presidente. Mi chiedo scusa Presidente, un discorso è arresti, un discorso è operazione brillante, adesso ce lo chiarirà il Un discorso è? sono gli arresti, lui fa una differenza, altro discorso sono le operazioni brillanti, adesso vediamo che tipo di operazioni sono. Allora, per operazioni brillanti, lei ha dato delle indicazioni prima del suo pentimento? Senza far arrestare nessuno, sì. Bene, ma ha dato delle indicazioni? Sì. Il ritrovamento di cimeli del... Va bene così. Questo. Andiamo un attimo. Sì, desideravo sapere, lei ha mai fatto uso di stupefacenti? Mai. Le contesto che a pagina 200, sempre del solito verbale, lei dice con me se la prendeva e poi c'è messo un tra parentesi ride, cioè lei quando rendeva questa dichiarazione rendeva, posso assicurarle che si riferiva alla droga e lei ha detto con me se la prendeva. Vuole chiarirci che significa con me se la prendeva? Ma con chi? Io non ho fatto mai uso, non fumo manco le sigarette normali, niente. Non so dove l'ho detta quella parola. È impossibile che io dica che mi drogavo. Avvocato, chiedo scusa, dovrebbe chiarire i termini della contestazione fatta, cortesemente. È un chiarimento sul pubblico ministero. Ah, non è una così. contestazione allora? No, infatti la ritiro come contestazione, non produco il verbale. No, e cosa fa? Non produco il verbale. Ah, non produce il verbale. Anche perché credo che sia acquisito, sarebbe una superfettazione. Scusi, Desideravo sapere di che verbale parliamo, avvocato? Presidente, parlavamo comunque dei verbali già depositati, pagina 200 del Pisano Santo più 77. Senta, lei ha detto che quasi tutti i gruppi di purvirenti si occupavano di droga. Conferma questa circostanza? Scusi, avvocato, io non ho capito i termini del chiarimento, cioè i termini della questione proprio non li ho chiariti. Non capisco neanche così a ritroso, perché ho aperto la pagina 200 il tenore della sua domanda. Così come non ho capito la contestazione precedente, quella che riguardava, adesso non ricordo più che cosa. Quella sicuramente era pertinente, almeno per quanto mi riguarda ritengo di sì. Questa, Presidente, riguardava un'espressione... Cioè quella dell'usura. Prego? Quella dell'usura, la contestazione relativa all'usura. Sì. Io confesso che non l'ho capita, insomma, ecco, cioè... Presidente, era sufficientemente chiara anche perché collaborando... Ma io sto dicendo che non è affatto chiaro, avvocato, proprio le sto contestando io che è una contestazione niente affatto chiara. Ora mi dica lei quest'altra, cos'è questo chiarimento che vuole? Presidente, per quanto attiene... Cioè che cosa c'entra la domanda se Pino Orazio faceva uso di droga con l'espressione si interessava di droga Pulvirenti Antonino? Sì. Risposta, lui fino al 1000. Puntini, cioè lui si prendeva la parte sola e basta, non si interessava mai. Con me se la prendeva, ride. Prendere, secondo lei, significa assumere, avvocato, guardi che lei sta conducendo un controesame in termini che se continua così io le tolgo la parola. Perché veramente lei stravolge le risultanze processuali, avvocato. Presidente, la contestazione l'ho ritirata. Non voglio controllare più ed essere costretto a questo improbo lavoro. La esorto soltanto a mantenersi in limiti più aderenti alle esigenze della funzione che sta svolgendo. Proceda, altrimenti senz'altro sto chiudiamo il procedendo. Non credo che la domanda se il collaborante abbia fatto uso di stupefacenti non abbia la sua refluenza ai fini dell'attendibilità. Avvocato, lei ha fatto una contestazione su un presupposto che non esiste. Io credo di essere stato estremamente chiaro. Ho detto che il chiarimento che lei ha chiesto al deponente non ha niente a che vedere con la domanda che aveva fatto. E le sto anche dicendo che avendo riletto il verbale mi è venuto il sospetto che questa confusione sia stata fatta di proposito. Come glielo devo dire, avvocato? Le sto dicendo che il suo modo di condurre il controesame non mi sembra corretto. Presidente, io ritengo che quella frase sia indirizzata a un altre certo domande, discorso. avvocato, altre domande o chiudiamo qui il controesame? Lei ha detto che quasi tutti i gruppi del Pulvirenti si occupavano di droga. Può confermarlo? Quasi. Sì, quasi, Confermo infatti ho quasi. detto quasi.
Il gruppo di Nino Cosentino, aveva un gruppo Nino Cosentino? Sì. Lei lo conosce Nino Cosentino? Non si ammette la domanda, non ha nessuna attinenza né col tema di prova e neanche con la verifica di attendibilità del deponente. Presidente, le chiedo scusa, questa mia domanda prelude ad un'altra domanda che credo sia estremamente attinente. Se Vossignoria mi dà la possibilità di continuare... Proceda all'altra domanda, benissimo. su questa non è ammessa. Ha detto il collaborante che quasi tutti i gruppi di pulvirenti si occupavano di droga. Nino Cosentino è uno che aveva un gruppo di pulvirenti e io chiedo se per caso proprio questo si occupasse di droga. Vossignoria mi dice che non è pertinente, posso completare il mio contraesame adesso. Può anche completarlo, dico che non è pertinente, avvocato, Che lo Nino ripeto. Cosentino è un capogruppo e non è pertinente sapere se questo Non si è occupava Nino di droga. Cosentino, qui non è imputato, non è niente. Personalmente lo sa se Nino Cosentino o il suo gruppo si sono occupati di droga? Può rispondere. Non lo so. Le contesto, e perché tutti possiamo leggerlo chiaramente, la pagina 146. Oggi ha detto non lo so. In quella circostanza lei ebbe a dire c'era Nino Cosentino per esempio, che io 5 puntini di interiezione, che io sappia non ne ha voluto mai toccare del gruppo del Nino Cosentino. Non lo sa oppure non ne ha mai toccato? Io so che questi facevano solo appartamenti, che poi qualche volta l'hanno toccato e dico non lo so. Non mi risulta, vai, questo qua. Come quello di Alfio Licerdello, non mi risultava che l'aveva. Le ricontesto che a pagina 147, ancora interrogato sul punto, quali gruppi, 4 puntini di interrogazione, lei dice il gruppo del Cosentino erano fermi, 4 puntini, fermamente su questo discorso, pubblico ministero. Sì, quali gruppi? Scusi, la droga non la volevano toccare e si riferisce a mio modo di vedere sempre a Cosentino. Avvocato, non c'è materia di contestazione, non si ammette la domanda. Lo sa se Pulvirenti Giuseppe si occupava di droga? Io personalmente no. Grazie, ho finito, Presidente. Altro intervento. Avvocato Aragonese. Signor Pino, lei sa, lei poc'anzi ha fatto riferimento ad una cessione di sostanza stupefacente da parte di Mazzaglia Salvatore. Sì. Mi può dire quando avvenne questa cessione? Non mi ricordo, credo nel 90. Lui era o insieme Libertà, non lo so, doveva lavorare per forza in un autosalone a Mascalucia. Ho capito. E senta, ma la contrattò lei personalmente questa sostanza col Mazzaglia? La trattai solamente, sì. Come, scusi? Non ho... La trattai e poi la feci ritirare ad un altro, non mi ricordo chi l'avesse. La trattò lei personalmente? Sì. E quanto tempo prima rispetto alla cessione lei la trattò? Ma un giorno, al tempo che la tratta e poi dopo la vai a prendere. Ho capito. E La stessa giornata, non ricordo. Sì, sì. E dove la trattò? Nell'autosalone. E perché venne trattata lì? Lei poc'anzi l'ha accennato, se me lo vuole ripetere per favore. Gli facevamo visita perché lui non poteva, mi sembra che aveva degli obblighi, non ricordo bene ma aveva degli obblighi. Ci andavamo a fargli visite. E perché lei con chi era? Io camminavo sempre con Locastro Alfio, ma sicuramente ero con lui. E quindi anche in quella circostanza? Sicuramente. E il Mazzaglia con chi era? No, non lo ricordo. E questa fu l'unica circostanza nella quale lei ebbe a trattare sostanza stupefacente con Mazzaglia? Sì, lui me ne voleva dare altra, ma non ne volevo. Ho capito. Senta, Di Mauro Giovanni
prese parte all'omicidio di Catania Salvatore? Sì. Come autisti. Lei sa se Di Mauro Giovanni ha confessato questo omicidio? No. Sa se ha chiamato un'altra persona al suo posto? Sì, questo sì, me lo ricordo. Se può parlare più forte, signor Sì, Pino. sì, me lo ricordo. E una persona estranea all'omicidio chiamò? Sì, metteva al posto suo un morto. E lo gioco Giuseppe. Sì. E senta, Di Mauro Giovanni spacciava sostanza stupefacente? Lui percepiva la parte la prima volta che hanno venduto la roba, poi la seconda nel 90 non ne voleva più sapere, non la voglio toccare. Sì, ma in precedenza, voglio dire, oltre a percepirne la parte, si occupò anche dello Non lo posso smercio? sapere, so che percepiva la parte, che poi la vendeva pure lui, non glielo posso dire. Ho capito. C'è chi la vende, poi se c'è quello che non dà i soldi si interessano per farsi dare i soldi. Ci sono tante mansioni, non lo so lui che faceva. Sapevo che lui percepiva la parte. E perché percepiva la parte? Non lo so, a me non mi interessava, era fra di loro che facevano queste cose. Ah, lei non prendeva parte a questa No, lì attività? no. Ho capito. Io ce l'avevo già che gliela davo, quando gliela cedevo loro già avevo un guadagno che poi dovevo dividere con Nino Polverendi e Giuseppe Polverendi. Senta, lei quando ha conosciuto Puglisi Alessandro? No, non lo ricordo, ma lo conosco, mi sembra che l'ho visto in carcere, direttore. Ed è la prima volta che lo vide questa? No, l'ho visto diverse volte al bar al Mascalocino. E mi può dire più o meno l'epoca e il periodo? Quando uscì suo cugino? 89, 90. E lei ha mai commesso reati insieme al Puglisi Alessandro? No. E chi le disse che Puglisi Alessandro commetteva reati? Lì facciamo tutti droga. Ma questo è... Sì. Perché una volta la stavano trattando con me gli altri cugini, però poi non se ne fece nulla. Ma questo io sto parlando addirittura molto prima. E quando ci siamo conosciuti. E mi può dire quando? Con i cugini nell'86. Nell'86? Aspetta, vediamo se facciamo sì. Credo l'86, all'inizio quando uscì dal carcere. Quando uscì dal carcere chi? Io. Non ci dobbiamo porre lo stesso. Senta, la pagò lei personalmente questa sostanza stupefacente al Mazzaglia? Sì. Si recò lei a portare materialmente i soldi, questo voglio dire? Per i soldi sicuro, sì. No, la roba non la presi io. La droga. Non ho altre domande, signor Presidente. Posso, Presidente? Dove desideravo, avvocato Pastorello, una sola domanda desideravo. Chi? No, prego. Avvocato Rosso. Grazie. Signor Pino, lei poco fa, credo a domanda di un difensore, ha accennato a un certo episodio in base al quale lei sarebbe stato denunziato per usura, ricordo bene? Per usura fino ad ora non sono stato mai denunciato. No, ascolti signor Pino, si parlava lei al dibattimento di un processo, aria pulita cosiddetta, ha parlato di un certo Arcidiacono. Sì. Questo signore cosa avrebbe fatto? Avrebbe denunziato lei per usura? No, per usura, lui mi ha denunciato per la lettera tipo che gli stavo facendo l'estorsione. Ma io ho dimostrato invece con degli assegni che erano soldi. Lei si ricorda come si chiamasse questo Arcidiacono? Uno Filippo e uno... come si chiamava? Era un cliente abituale di loro, aspetti. Ma loro la facevano a sua volta l'usura, non è che io gli facevo l'usura a loro. Loro gliela davano i soldi a un dottore, sapevo, mi dicevano. Aspetta, Puccio si chiamava, e uno Filippo. E uno Filippo. Lei ricorda se erano persone anziane, giovani, di che si trattava? Giovani, tutti e due. Giovane, roba della mia stessa età, però sono tarchiate. Dove abitavano? Vicino a Piazza Roma c'hanno un bar dove fanno le schedine pure.
Signor Presidente, le chiedo scusa, io ho fatto queste domande, intendo chiarirlo. La verità è che poco fa, giusto, questo nome è stato richiamato in aula insieme alla parola usura. Io ci tenevo a che risultasse che non c'entra niente il mio assistito con questa vicenda. Spero che le domande, se la Corte ritiene, può, perché ha questo diritto, indagare ulteriormente la Corte. Però, ripeto, sono due cose assolutamente diverse. La ringrazio. L'avvocato Fichera c'era? Sì, Presidente, grazie. No, di niente, Avvocato. Senta, signor Pino, mi dice quando e dove ha conosciuto Fichera Alfio? In un'occasione, in una riunione sola, l'ho visto una volta sola, era a Picanello. E chi glielo ha presentato? Piero Puglisi c'era in quell'occasione. Poi eravamo in tanti, c'era Aldo Ercolano. Senta una cosa, signor Pino, lei ha parlato prima del Fichera, del villaggio Sant'Agata. Sa se prima del villaggio Sant'Agata operasse in un altro gruppo? L'ho accennato. No, per Fichera non l'ho detto che operasse lì a Villaggio Sant'Agata, io sapevo che se la faceva qui c'è un rifornimento di benzina Agib vicino alla Praga, come si dice, Tornicello, là vicino. Senta una cosa, ha mai parlato di Fichera Alfio con un certo Pinuccio Marino? Pinuccio Marino? No. Senta, lei ha mai conosciuto tale Rivilli Giuseppe? Sì. Era un nostro rivale, del clan di Nugone. Senta una cosa, mi potrebbe dare una descrizione fisica del Fichera Alfio e me ne indica anche l'età? Ma l'età dovrebbe essere quasi quanto la mia. Poi l'ho visto una volta sola. Io non so. L'ho detto prima, l'ho visto una volta sola. Quindi dovrebbe essere scuro in faccia, capelli scuri, sul castano scuro. Alla barba? No, non ce l'aveva la barba quando l'ho visto. Alto, basso, magro, grosso? Presso poco la mia altezza, 1,72, 1,70. Sull'età cosa ha detto? Mi ripete? Più o meno la sua età, io non mi ricordo. 38 anni, 40 anni, non lo posso sapere quando c'è. Senta, lei conosce l'attività lavorativa di Fichera Alfio? Sì, lavorava col pesce. Senta, lei ha mai avuto modo di leggere l'ordinanza di custodia cautelare relativa al procedimento Orsa Maggiore? No. Senta, lei conosce un certo Mario Prestipino? Mario? Prestipino. No. Senta, lei si è mai recato al villaggio Sant'Agata a trovare Alfio Fichera? No. Ha mai discusso di qualche argomento con Alfio Fichera? Mai. L'ho visto una volta sola, perciò. Solo in quella riunione. Sento una cosa, signor. Lei ha confessato di aver commesso degli omicidi. Mi dice quanti omicidi ha commesso, il numero? Il numero, qualche omicidio? Quanti omicidi ha commesso? Ora preciso non lo so, dovrei andare. Più o meno? Più di 10, più di 20, meno di 10, 15? Personalmente io una decina. Una decina, che lei ha commesso personalmente. Poi è stato mandante anche di altri omicidi? Sì. Sento una cosa, signor Pino, lei ha un figlio che si chiama Salvatore di circa 19 anni? Sì, oggi sì. Senta, sa se suo figlio Salvatore è imputato avanti al Tribunale di Catania per un tentativo di estorsione? Sì. Ma è ingiusto perché è una lettera di quello che stavo dicendo io. Non ho altre domande. Se mi fa completare, è una lettera che io pensavo ai miei soldi con la fattura e tutte queste cose. Ho chiarito tutto con il magistrato. Presidente, io ho finito. Presidente, posso solo l'avvocato Danna, non mi vede però di proceda, avvocatessa. Sì, grazie. Signor Pino, lei ha mai trattato droga personalmente col signor Campanella Calogero? No. Che rapporti era lei o è con questo certo signor Cammisa? Buoni rapporti. Natale Cammisa? Sì, mi pare di sì. Buoni rapporti. All'epoca c'erano buoni rapporti d'amicizia. Erano intimi o di frequentazione saltuaria? No, Saltuario ogni volta che scendeva mi faceva visita. Erano buoni
buoni rapporti di amicizia, ha detto lei, vero? Ma fu negli ultimi tempi, che quando scendeva mi faceva la visita. Non ho altre domande, grazie. Intervento successivo? Prego, lo volete essere scuso? Presidente, chiedo scusa, io mi allontano, se cortesemente per darne atto resta l'avvocato Antilli. Va bene. Grazie Presidente. Velocissimo. Signor Pino, quando ha conosciuto Puglisi Salvatore? Non sto ricordando il periodo, ma credo nel 1900. Prego? Non me lo sto ricordando il periodo preciso, ma mi vennero a trovare a casa mia che io lavoravo nell'86. Ricorda se era estate, se era inverno dell'86? Ma nella prima metà verso marzo-aprile, perché io ancora ero con la Semi Libertà, è venuto lui, Domenico e Salvatore. E quella era la prima volta in cui lei lo conosceva, cioè l'ha conosciuto in quella circostanza, entrambi, sia Domenico che Salvatore, a casa sua? No, sicuramente mi erano state presentate altre volte, non me lo sto ricordando. La prima volta non me lo sto ricordando. Però mi ricordo che sono venuto a trovarmi là dove lavorava il Mr. Bianchi. E senta, e questa prima volta comunque è antecedente alla visita? Sicuramente, perché mi ricordo che lì sono venuto da solo, perciò sicuramente ci siamo conosciuti anche prima. Antecedentemente quindi a questa visita a casa sua. Sì. Senta, lei ha riferito che Puglisi Salvatore si occupava di droga. Sì. Mi vuole dire sulla base di quali circostanze lei fa questa affermazione? Me lo dicevano loro stessi, a Milano. Appunto, ecco, quando glielo disse Salvatore che lui si occupava di droga? Ma me lo disse sicuramente in una circostanza che voleva che io trattassi con lui. Quindi in questo episodio che lei ha riferito dell'86 quando venne a casa sua? Avvocato, adesso non me lo ricordo. Ma lei poco fa... sì, però si siccome non ho avuto rapporti di collegamento con loro. Ho capito che lei non ha avuto rapporti, io questo qua l'ho capito, però volevo chiederle, visto che lei ha fatto queste affermazioni, desidero sapere, lei poco fa rispondendomi ha fatto riferimento a un problema di droga a Milano, ecco, mi vuole chiarire questa storia, che cos'è Puglisi Salvatore, Milano? Sono discorsi che mi ricordo così vagamente perché non avevo alcun interesse e l'ho detto così, ma di preciso non gli sapevo dire niente, con chi la trattava, con chi la vendeva, niente. Ma comunque si tratta di droga venduta a Milano? Sì, non gli posso specificare niente perché gli sto dicendo, sapevo che trattavano queste cose. Scusi, signor Pino, lei fa questa affermazione, quindi desidero capire il contenuto di questa sua frase. Mi segue? Sì. E quindi cerco un pochino di verificare, di aiutare il suo ricordo da questo punto di vista. Sono passati 11 anni, non me lo ricordo, siccome non ha avuto rapporti con me, ne abbiamo discusso di parlare di queste cose perché si doveva fare qualche affare con me, ma non ne abbiamo fatto. E questa discussione avvenne nell'86? Esatto? Sì, credo che sia nell'86. E senta, per quanto riguarda Domenico invece la questione sta negli stessi termini di cui lei parla con Salvatore con riferimento a questa sua venuta a casa? Sì. Cioè, cosa si ricorda di Salvatore, di Domenico? Ma poi non ne abbiamo più parlato, io ogni tanto lo andavo a trovare a casa per portarci delle cose per il bambino e basta, che io prendevo in una farmacia senza pagare. Scusi, lei andava a trovare chi? Gli portavo dei biscotti. Ma chi? Domenico Puglisi, e dove? Che abita vicino al Poggiolone. Ma questo in quale anno, mi scusi? Non mi ricordo l'anno, dottoressa, però avevo un bambino piccolino. Così ma mi scusi, ma era gli arresti domiciliari per caso Domenico? Non lo so, non me lo sto ricordando. C'era un motivo particolare perché lei lo andava a trovare a casa e non mi incontrava non me lo sto ricordando, stavolta no. Ho capito. Signor Presidente, non ho nessun'altra domanda, grazie. Ci sono altri interventi? Avvocato Giuffrida. Signor Pino, mi scusi, lei poco fa, su domanda del pubblico ministero, circa incontri avuti con il signor Alder Colano, lei ha detto
di averlo incontrato anche in un'autorimessa. Sì. Mi può dire dove era sistemata questa autorimessa? Se non sbaglio dovrebbe essere dove c'è la Palmacar, di fronte c'è una scivola che si gira. La saprei indicare se ci vado, così. Credo che è Viale A. Viale della Libertà, non mi ricordo preciso. Ci sono andato diverse volte con Antonino Polverenti. Mi scusi, e in queste circostanze, proprio in quel luogo, mi incontravo sempre con Natale De Raimondo, con Palato sì, va bene, non mi interessa questo, per favore rispondo solo alle mie domande. Lei ha avuto modo di entrare all'interno di questa autorimessa? Sì, sì. Ve la può descrivere? L'entrata è dietro il palazzo, c'è una scivola. Dietro il palazzo? Sì. C'è una stradella che fiancheggia il palazzo e per come si gira si entra. Ho capito. Di dietro il palazzo. Quando sarebbero avvenuti questi incontri in questa autorimessa, lo ricorda più o meno? Con i periodi faccio confusione perché non c'era qualche cosa di particolare che mi fa ricordare, credo 88-89. Ho capito. Un'altra cosa, lei poco fa anche, a proposito sempre di questi incontri, ha detto di aver incontrato, mi pare spesso, ha detto, in Corso Sicilia, in un ufficio che aveva lì il signor Aldo Colano. Sì, al primo piano. Al primo piano di dove? Corso Sicilia, voltando le spalle alla statua di Bellini sulla sinistra. Mi può descrivere questo ufficio? Lei ha detto adesso primo piano. Entrando c'è un solo portone, si entra, mi descrive un po'. No, c'è l'ascensore, c'è un ascensore. Mi può descrivere questo ufficio, per favore? Non lo ricordo, è un ufficio normale, comune. Mi dica, c'era con scrivanie, una sala d'attesa? C'era una sala d'attesa all'entrata, mi sembra. C'è sulla sinistra come non appena entri. Come? Sulla sinistra non appena entri. Sì. Noi aspettavamo lì, che poi era una specie di ufficio, non lo so. Certe volte se c'erano persone ci mettevamo lì per quando non ci facevamo vedere se c'era qualcuno. E il signor Colano dove vi riceveva? Nell'altro studio. Nell'altro studio? Appresso questa cosa. Appresso, di fronte, com'era il corridoio appresso questa stanza? Non so, c'era un corridoio? Sì, c'era un corridoio, esatto. Ho capito. Vuole descrivermi questo interno di questo ufficio, cosa c'aveva, di mobili, qualcosa, insomma, che può aver un po' ricordato, che possa ricordare? Perché poi era una scrivania, sedie, regolare, era per uffici, non era un salotto. In tutti gli uffici c'è la scrivania. Cioè non è che tu ci stavi tanto tempo, stavo 2 minuti e me ne andavo, che dovevo fare? Cioè non ho prestato attenzione. Non ha prestato attenzione? Se io farei un sopralluogo gli direi il punto preciso dove è. Sì, va bene. No, un attimo che dobbiamo aspettare. Posso? Sì, mi scusi, lei ha detto si è fermato per pochi secondi, però mi consenta, lei ha detto, rispondendo al pubblico ministero, di averlo incontrato spesso in Corso Sicilia. Sì, ci andavamo con lui. Ripetute volte. Adesso mi dia una descrizione di questo ufficio, i mobili che c'erano, libreria, scrivania, macchine da scrivere, come erano sistemate. Credo che essendoci state spesse volte può anche darlo. Sono passati 10 anni e non c'è qualche cosa che mi fa ricordare questi particolari. Gli posso assicurare che se mi ci portano gli dico tutto dove e dove si trova. Ho capito. Perché ci sono entrato io diverse volte. Benissimo. C'è un altro posto che neanche lo so indicare, che sarebbe alle spalle, che è un ufficio tecnico, mi sembra che era. Ho capito. C'era qualche ufficio particolare, le stavo chiedendo io, in questo palazzo dove c'era questo ufficio del signor Ercolano? C'era qualche ufficio, qualche cosa che possa indicare dove c'era questo ufficio del signor Ercolano? Non me lo ricordo là dentro. Non ricordo. Non mi ricordo particolare. Ho capito. Niente, non sa darmi nessun'altra indicazione? C'ho vagamente un ricordo di un ufficio regolare, basta. C'è una stanza più arredata, quella del centrale, basta. Ma arredata di che cosa? No? Chi se lo ricorda? Però è più bellina. Di altri uffici o di altre indicazioni non me ne sa dare nessuna, nel palazzo che ci fossero. No, quello è, dove dico io è Corso Sicilia lì. Corso Sicilia lì, d'accordo, poteva anche essere. Mi scusi, mi può dire quando sarebbero avvenute queste visite che lei ha fatto in questo ufficio in Corso Sicilia? L'anno? Nel 1990. Nel 1990, d'accordo, la ringrazio. Mi dica un'altra cosa per favore. Io forse faccio ammenda con lei con la Corte, stamattina sono arrivato leggermente in ritardo, non so se lei è stato chiesto.
Mi può indicare per favore i periodi in cui lei è stato in carcere nel corso della sua vita? Ecco. Sì, sono stato 18 marzo 1977 e sono uscito il 12 dicembre 1979. Poi mi arrestarono il 1 ottobre del 1981 e sono uscito il 14 febbraio del 1986 con la semilibertà e a maggio uscii libero direttamente. Poi mi arrestarono il 10 giugno del 1989 per 10 giorni per uscire il 20 giugno. Dopodiché il 10 ottobre mi arrestarono fino ad oggi. 10 ottobre di del 1990, scusi. Scusi, 10 ottobre di che cosa? L'89? 1990. Allora nell'89 lei ha subito solo quei 10 giorni, dal 20 giugno al 20 Dal 10 giugno al 20 giugno. al 20 giugno. E poi è stato arrestato, detto, nell'ottobre del 90. Sì, 10 ottobre 1990. La ringrazio, non ho più domande. Avvocato Catania? Sì, un paio di domande, Presidente. Signor Pino, lei ha due nipoti, uno a nome Antonino e uno a nome Salvatore? Sì. Ricorda se questi due nipoti lavorassero alle dipendenze dell'Aiello Vincenzo? Sì. Ricorda che i suoi nipoti vennero con l'Aiello a fare anche dei lavori a casa sua? Sì. Hanno fatto pure dei lavori da Ercolana, sì. Io dico a casa sua? Sì. Dico, può escludere che fu quella l'occasione in cui lei conobbe l'Aiello Vincenzo e da lì nacque questo rapporto vostro, insomma, di frequentazione, di amicizia? Cioè, non è quella la prima volta in cui lei conosce Aiello Vincenzo? No, lo conoscevo da prima. Sì, dico, ma il rapporto, diciamo così, lei poco ha detto, ha espresso sentimenti di benevolenza, così. Sì, esatto. Dico, ma nasce da lì il rapporto stretto o preesisteva rispetto a questo momento? No, da lì è nato un rapporto molto... gli volevo molto bene. Esatto. D'accordo, non ho altre domande, Presidente. Ci sono altri interventi? Avvocato Passarello. Pino, lei ha parlato di una quota con riferimento a tale Basetta, ricorda? Sì. Senta, lei quando lo ha prese al carcere di questa quota? Lei mi pare che abbia detto che l'ha preso al carcere. Mi sente? Di preciso non lo so dove l'ho preso, però mi ricordo che mandavo una quota di 50 milioni a Catania che poi la suddividevano. Ecco, ora lei dice una cosa abbastanza precisa, però lei non riesce a ricordare la fonte, anzitutto se l'ha presa al carcere o fuori. E non me lo sto ricordando, mi chiede. Ho capito. E per quanto riguarda il periodo, neppure lo ricorda, era per caso l'88-89? È passato molto tempo, siccome era una cosa che non mi interessava, mi ricordavo questa particolare che bene o male adesso prendevano questi soldi. Addirittura sapevo che di questa amicizia era di Carletto Campanella e una volta mi informai se a lui gliene mandavano di questi soldi e so che non gliene davano a lui. Che non glieli davano? No, neanche una lira. Come? Non gli davano neanche una lira a Campanella. Non gli davano neanche una lira. Ho capito, quindi il periodo non è in grado di ricordarlo bene. No. Nient'altro, Presidente. Altri interventi? Pubblico ministero. Signor Pino, non so se questa circostanza già l'ha indicata collocandola nel tempo. Lei ha parlato di un affare, di un grosso quantitativo di droga cui era interessato il gruppo Santa Paola, al quale lei però non ha partecipato, ricorda? Sì, questo è alla fine, nei principi del mio arresto, perciò siamo alla fine del 1990. Lei ha parlato della strategia, diciamo, di infiltrare
nel sistema carcerario dei pentiti che avrebbero avuto lo scopo di depistare le indagini. Le chiedo, questa strategia da chi era stata, con chi era stata concordata, di chi era stata l'iniziativa? Ma erano discorsi che si facevano, che credo che facevano tutti i clan, cercavano di studiare, fare, ma non c'era niente da fare. No, tutti quanti si parlava, il parlare è un discorso, poi a fare i fatti è tutto diverso. Si parlava solo, non si è portato avanti niente di questi discorsi. Sì, no, la mia domanda era questa, dico, se ne parlava... Sì, se ne parlava in tutti i posti. Se ne parlava... Ma non solo io, anche di altre persone fuori con i napoletani e parlavano delle stesse cose pure. Con chiunque parlavi. Non ho capito. Con chiunque io parlassi, sentivo questi discorsi a farli da tutti, dai calabresi ai napoletani, tutti quanti cercavano di studiare qualche situazione per combattere questo fenomeno. Ecco, ma come sarebbero state depistate le indagini? Ci faccia capire. Ma si pensava di... Cioè, come poteva accadere? Cosa avrebbero dovuto dire questi falsi pentiti per depistare le indagini? Ma per questo sto dicendo che era difficile, perché noi ce ne accorgevamo, sì, si parlava, ma poi era difficile, perché era con i magistrati, come chi gli dice sono stato io, e poi bisogna vedere come ti credevano. Lei, a proposito di Pulvirenti Giuseppe, allorché le è stato chiesto se si occupava di droga, ha risposto lui personalmente no. Innanzitutto le sue informazioni fino a quale data sono aggiornate? 1990 del mio arresto per lui. Quando lei dice lui personalmente no, cosa vuole dire? Cioè, visto che la latitante la trattavamo noi, lui si ci dava la quota, che poi io nel carcere, se uno viene a sapere altre cose, io qua mi sto limitando a dire le cose, cerco di dire le cose che so di prima persona. Per questo non ho dovuto trattare. Le risulta se Giuseppe Pulvirenti in Malpasotto abbia commesso reati a Messina? Giuseppe Pulvirenti? A Messina? Non ricordo, no. Non sto ricordando, ma che io ricordo no. Messina. Lei ha mai sentito parlare dell'omicidio di un tale Badessa avvenuto a Messina? No. Lei conosce un tale Gino cosiddetto Bumularu? L'ho sentito dire solo, ma non lo conosco. Non sa chi sia? Niente. Non ho altre domande. Scusi Presidente. Signor Pino, lei durante il controesame ha risposto a una domanda che le è stata posta in merito all'omicidio di Mario Nicotra, ricorda? Sì. Lei si è mai accusato successivamente per quell'omicidio? Sì, come mandante. In che occasione, lo ricorda? Novembre 1994. Perché non l'ha fatto prima? Per quale motivo non lo dichiarò prima, non lo ammise prima? Niente, parlando con il dottor Patanè avevo preso molta fiducia con lui, quando se ne andò ce lo stavo per dire, stavo sempre con la speranza, ci facevo, ma dottore, glielo facevo capire, ci disse, ma dottore, ma non ce n'è speranze a questo punto, ci disse, per la famiglia che sono fuori, sono da sole, senza parenti, senza nessuno, per avere, dice, non ti posso fare niente, però ho acquistato la fiducia, come se n'è andato ci ho telefonato e gli ho detto, senta, ti devo dire questa cosa. Sono stato tentato 2 volte di dirglielo, ma poi dopo gliel'ho detto. Vi sono stati collaboratori che l'hanno accusata, che l'avevano accusata per questo omicidio? Cosa? Vi erano stati collaboratori di giustizia che l'avevano accusata per questo omicidio? Come mandante? Come mandante sì.
Chi? C'era Saitta che te lo indovinare perché non sapeva niente di questa cosa. Su tutti i suoi omicidi che lui mi accusava era l'unico che indovinava, proprio perché te l'aveva indovinato. Di Mauro Giovanni invece lo sapevo che gliel'avevano raccontato. E Grangagnolo Carmelo. L'aveva indicato comandante? Che lui aveva assistito a un discorso tra me e Polverente e lo riferì alla corte, al dottor Ferrara. E questo discorso vi era effettivamente stato fra lei? Sì, vero. Senta, lei poi sempre durante il controesame certo, io cercai di smentirlo, però era vero. Senta, lei stava rispondendo a una domanda del difensore durante il controesame che aveva fornito notizie in merito a determinati reati e aveva iniziato a rispondere... Cioè la brillante operazione. Sì. Riferiamo alla brillante operazione, ci dica solo qual è, se è quella che corrisponde a quella che è ampiamente descritta nei verbali, ne facciamo a meno. Ha capito? Sì, quella dei Bellini, sì. Quella, no, Bellini. Del Museo Belliniano? È troppo poco per capirlo tutti. No, per l'operazione brillante del Museo Per capirlo tutti, dico, è troppo poco dire quella di Bellini. Cioè, ci fu fatta una rapina del Museo Bellini. Sì. E noi abbiamo restituito questa merce in 2 parti e ogni volta faceva clamore quando si restituiva questa merce, però senza far arrestare nessuno perché non esisteva. Abbiamo finito, Presidente, avevamo soltanto delle istanze istruttorie. Sì, solo io volevo aggiungere una domanda sempre, anche se è solo per il verbale.